essendoci una maggiore energia, c'è una tendenza ad avere un maggior numero di fenomeni intensi con precipitazioni più facilmente concentrate in un numero minore di eventi. Più energia nell'atmosfera, più i fenomeni temporaleschi possono essere intensi. È quello che sta accadendo in questi giorni in tutto il Veneto. E quella che vediamo a sinistra è la distribuzione delle piogge quantitativi sul Veneto, dove si vede che c'è appunto una fascia di precipitazioni che va dal Veronese sud-occidentale, passa attraverso il Vicentino centro-sud, l'Alta Padovana e poi va a investire il Trevigiano. Si è trattato di un episodio misto in cui ci sono state sia precipitazioni temporalesche di forte intensità, sia delle precipitazioni legate un po' al flusso un po' più persistenti. Abbiamo avuto diversi temporali e alcuni di questi si sono spostati lentamente e in alcuni casi questi temporali sullo stesso territorio hanno avuto più di un passaggio di temporali. E questo ha fatto sì che se noi mescoliamo uniamo l'intensità dei fenomeni con la loro persistenza o ripetizione, andiamo ad avere dei quantitativi che vediamo a destra che per molte stazioni sono stati tra gli 80 e i 100 millimetri. Fenomeni che originano soprattutto nel periodo autunnale a causa del flusso di correnti calde e umide che vanno ad impattare sulla montagna, aria che si solleva e condensa dando origine alla precipitazione, motivo per cui le zone maggiormente interessate da questi eventi sono quelle prealpine. Temperature più alte significano aria più calda e quindi più energia nell'atmosfera ed è proprio dallo scontro in determinati periodi dell'anno tra flussi di venti di temperature molto diverse che viene favorita la formazione di temporali più intensi. Sul Veneto abbiamo avuto in circa 30 anni un aumento delle temperature di 1,5 gradi, che vuol dire 0,5 gradi, mezzo grado ogni 10 anni, che sembra poco. Da un punto di vista globale e climatico è un trend estremamente significativo.